Allora Presidente, intanto grazie che ha voluto fermarsi qua da noi. Insomma, cosa facciamo con questo PDL? Bisogna che qua dobbiamo ricominciare la bonifica regionale anche qua da Chioggia, perché per carità l'amministrazione sono simpatici, sono brave persone, ma insomma non è il nostro colore, giusto? Giusto. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tornare ad essere quelli che siamo stati negli anni migliori. Dobbiamo non dimenticarci che abbiamo avuto la forza di cambiare tutto in politica e non soltanto in politica, perfino il modo di parlare della politica. Non dimentichiamoci che noi 19 anni fa abbiamo cambiato la storia d'Italia. Ecco, ritrovare quello spirito, quegli ideali, quelle capacità, quell'entusiasmo sarebbe la medicina sufficiente per farci tornare anche alle percentuali di consenso alle quali eravamo abituati. Presidente, mi permetta, io purtroppo devo fare una commissione, è un po' di tempo che leggo Repubblica, non interamente, ma spiego, mi giustifico. Siccome non abbiamo tanti soldi, la Repubblica sta facendo una promozione con la Nuova Venezia e allora porto il giornale qua al mio amico Roberto e così risparmio i soldi del cappuccino. Un bel taccagno te sì. Sulla Repubblica qualche giorno fa, che tra l'altro non ho letto, me l'ha detto qualcuno, c'era un sondaggio di Repubblica che dava il PDL qualche punto sopra, o una frazione di punto, qualche punto comunque sopra il Partito Democratico. Quindi se lo dice Repubblica allora... Se lo dice Repubblica è facile che sia una balla, dici... Sarà di più, presumo, non penso che ci... Non è così, non è una buona notizia per nessuno dei due, né per noi né per il PD. Noi eravamo abituati a percentuali molto più alte e abbiamo perso consenso. Il PD è sempre sulle sue percentuali, anzi perde addirittura qualcosa invece di guadagnare dalla perdita degli altri partiti. Quindi per i due grandi partiti non è una buona notizia, non è una buona notizia neanche per chi crede nel bipolarismo. I voti vanno nella grande marea degli incerti, di quelli che non vanno a votare o di quelli che si orientano su formazioni più piccole. No, non va bene così, è uno dei tanti segni di disaffezione nei confronti dei partiti e di quelli principali in modo speciale. Beh, io non voglio disturbarla, non voglio sfruttarla di più perché insomma so che era una visita qua a Chioggia non ufficiale. Ma ormai io non faccio niente ufficiale. Chioggia è una delle città più belle. Io ovviamente ho sempre prediletto il mare rispetto alle altre città di mare e Chioggia, tanto non è un mistero, insieme a Caorle, forse, anzi sicuramente sono le due città più belle e ogni volta che posso ci vado. Allora la prossima volta bisogna che ci avvisi un attimo che insomma un minimo di 4-5 bandiere, un minimo di 40-50 persone che insomma non possiamo fare le cose così in anonimato, siamo mica qui del PD noi altri, siamo PDL, giusto? Va benissimo così perché sono venuto per fare una passeggiata per Chioggia e per altri scopi. Teniamo le energie per quando ci saranno le campagne elettorali e non ultimo anche per amministrare bene le nostre città. Grazie Presidente.